Allora, siamo con il video, spero, delle buone notizie. Allora, ben ritrovato al direttore di Solidarietà Veneto Paolo Stefano e a tutti i nostri ascoltatori che ci stanno anche vedendo, oltre che alla radio. Buongiorno direttore. Buongiorno Claudio e buongiorno a tutti quelli che ci vedono e ci ascoltano. Allora, i nostri contribuenti, i lavoratori alle prese adesso con mille problemi per non entrare nel merito del mercato del lavoro, il turismo nel Veneto, eccetera, eccetera. Insomma, i nostri lavoratori adesso credo stiano passando un periodo un po', diciamo così, denso di scadenze, no? Abbiamo chiaramente il 730, le tasse da pagare e tante cose. Ma ci dica allora, direttore, iniziamo subito, speriamo con una buona notizia. Chi ha una previdenza complementare, una posizione aperta con Solidarietà Veneto, come sono messi i suoi risparmi? Stanno rendendo bene? Ha delle proiezioni riguardo quest'ultimo periodo, direttore? Ma allora diciamo, veniamo dalle anche precedenti occasioni nelle quali abbiamo avuto occasione di confrontarci sui rendimenti e nelle quali abbiamo ben compreso che il periodo che si sta attraversando non è certamente dei più semplici per quanto riguarda il risparmio. Mm. Se vogliamo il mese di aprile che si è concluso e per il quale abbiamo avuto un paio di settimane fa, 10 giorni fa, la conferma del valore quota, in sostanza si muove nella stessa direzione ed è una direzione negativa che avevamo riscontrato nei primi 3 mesi dell'anno. Quindi se ci soffermiamo su questi 4 mesi, il quadro non è certamente positivo, è inutile negarlo, anche se magari a maggio stiamo intravedendo qualche segnale di stabilizzazione, ma al di là di quello penso che sia più importante forse riprendere la chiave dell'atteggiamento con cui un risparmiatore previdenziale approccia questi fenomeni, perché questi fenomeni, si sa, capitano durante un percorso previdenziale e possono essere anche più violenti di quelli che stiamo vedendo in questa fase. Chiaramente in questa fase abbiamo a che fare con un conflitto, con una guerra i cui esiti sono completamente lontani dalle nostre previsioni e al tempo stesso con una dinamica inflattiva che non riguarda soltanto il nostro paese, ma direi tutto l'Occidente, anche gli Stati Uniti, soprattutto gli Stati Uniti, ma Sono anche il messi resto peggio anche, dell'Europa, no? a fronte della quale le banche centrali stanno rialzando i tassi e i mercati finanziari stimano già oggi che ci sarà un rialzo dei tassi anche più consistente di quello che si è visto, con un effetto collaterale sul valore dei titoli obbligazionari in portafoglio. Detto questo, mi rendo conto di non aggiungere molto di nuovo rispetto a quello che ci siamo già detti a marzo o a febbraio, però preferirei puntare l'attenzione su un aspetto un po' diverso. Se il nostro percorso di investimento ha una durata di 5, 10, 15, 20 anni o anche 40, non sono certo 4 mesi che cambiano Chiaro. una valutazione. Per dire, il comparto dinamico, che è quello che in questo momento sta soffrendo di più, ha registrato negli ultimi 10 anni, al netto dell'andamento di questo 2022, un rendimento cumulato superiore al 70 e rotti per cento netto, quindi stiamo comunque parlando di rendimenti assolutamente adeguati alle aspettative, che consentono anche a chi oggi si trova a dover fare due conti in ragione magari delle osservazioni sull'andamento dei mercati finanziari, di poterle fare anche con serenità, cioè si può decidere di cambiare comparto avendo messo da parte comunque una scorta piuttosto consistente. Non solo, e questo varrebbe la pena di essere sottolineato, la previdenza complementare, come dire, quando un lavoratore nel 2007, l'epoca del silenzio assenso, no? Magari ha deciso di scegliere la previdenza complementare, se oggi fa un confronto fra il risultato che avrebbe avuto tenendo il TFR in azienda e il risultato che ha oggi avendo scelto la previdenza complementare, ecco che si troverà non solo a mettere in conto i rendimenti finanziari di cui abbiamo detto, ma soprattutto anche i vantaggi fiscali e i vantaggi contrattuali. Non stiamo parlando di qualche centinaia di euro, ma di diverse migliaia di euro che si vanno comunque ad aggiungere e che, come dicevamo molto spesso qualche anno fa,
la protezione fiscale, il vantaggio fiscale della previdenza complementare, quando le cose vanno bene è un elemento in più, ma quando le cose vanno meno bene diventa una sorta di garanzia, chiamiamola così, che ti mette a disposizione lo Stato e che ti protegge diversamente da quanto magari può accadere in altre forme di risparmio dove questa protezione non c'è. Ma poi pensiamo anche al vantaggio contrattuale. Chi nel 2007 ha scelto di non fare la previdenza complementare, magari in una quindicina d'anni ha rinunciato a 5, 6, 7 mila euro, dipende poi dai contratti di lavoro, Chiaro. accumulatisi nel frattempo. Per cui se oggi, molto spesso, ogni tanto magari siamo contattati anche tramite i social network da iscritti che ci chiedono, che si chiedono se l'operazione a suo tempo messa in cantiere con la previdenza complementare sta avendo nel suo complesso un esito positivo o negativo. E conti alla mano, devo ancora trovare un iscritto che abbia dei numeri peggiori di quelli che avrebbe avuto se non avesse fatto niente. E allora penso anche, se il fondo è capace di proteggerti davanti a uno scenario così ostile come quello che stiamo vedendo, con i titoli obbligazionari e titoli azionari sotto pressione entrambi, beh, diciamo che siamo davanti a uno stress test sicuramente valido. E considerando anche un altro aspetto, nel mezzo delle crisi gli apprensivi, gli emotivi sono sempre lì a dire che questa volta è peggio delle altre, chissà come andrà a finire. L'abbiamo già sentita, ogni volta è così. Chi invece uscirà bene da questa tempesta che stiamo attraversando, però con la coscienza a posto e anche con delle armi, vorrei dire, efficaci per la protezione nel medio periodo, ecco, chi saprà mantenere i nervi saldi ne uscirà anche con delle occasioni migliori di quelle che avevamo qualche anno fa. Perché se ci pensiamo, lo riprendo questo concetto, fin dal 2015 dicevamo che le prospettive dei mercati obbligazionari e quindi degli investimenti concentrati sui titoli di Stato, sulla parte obbligazionaria, erano modeste, perché se si sono abbassati i tassi tu non puoi aspettarti da quel tipo di investimento un rendimento consistente. Beh, oggi, d'accordo che i tassi si sono rialzati e che questo comporta una riduzione del valore dei titoli, ma se io oggi investo in un comparto obbligazionario, mi compro un'aspettativa di rendimento certamente più alta di quella che avrei avuto 5 anni fa. Quindi se uno davanti a sé ha 2, 3, 4, 5 anni, forse è opportuno che veda il bicchiere mezzo pieno. E in effetti è quello che succede, perché guarda, alla fine di aprile, per noi aprile è mese di versamento, quindi il primo quadrimestre si chiude, abbiamo già un osservatorio abbastanza consistente sull'andamento delle contribuzioni e delle adesioni. Abbiamo più di 3.000 adesioni nei primi 4 mesi dell'anno e stanno proseguendo, e le stesse contribuzioni sono in crescita occhio e croce di un 10% rispetto allo scorso anno. Quindi hanno già superato i 100 milioni di euro alla fine di aprile. Per cui evidentemente da un lato c'è chi è emotivo e magari non riesce a gestire queste situazioni, ma in realtà non abbiamo neanche tanti fenomeni di questo tipo, dall'altro c'è invece chi con razionalità sa leggere l'opportunità che viene da un momento complicato. Ecco, chi non ha particolarmente fiducia, chi è timoroso, lei ci accennava a questo tipo di persone, no? Cosa diciamo? Si parla molto della solidità delle banche, perché appunto le borse, l'incertezza delle borse, i tassi in rialzo, come ha detto lei, le banche saranno solide, e io, magari qualcuno si potrebbe chiedere, Solidarietà Veneto è un fondo sicuro? Lei che cosa mi risponde? Diciamo, è un po' improprio fare un paragone tra l'attività bancaria e la sicurezza dell'attività bancaria e l'attività del fondo pensione, perché la banca, sappiamo, raccoglie denaro attraverso i conti correnti e fa investimenti prestando alle aziende, alle famiglie, attraverso i mutui e così via. L'attività di Solidarietà Veneto è completamente diversa, non ha nulla a che vedere con l'attività bancaria. Diciamo, la forma di risparmio va a raccogliere, ma a investire attraverso strumenti di azionari o obbligazionari gestiti per il tramite di gestori finanziari che nulla hanno a che vedere con la concessione di credito, ecco, diciamo. Per cui Solidarietà Veneto, ma non in quanto Solidarietà Veneto, in quanto fondo pensione, non va ricondotto al concetto di solidità o meno del sistema bancario o anche assicurativo. È un mestiere diverso e casomai la rischiosità legata a un fondo pensione ha a che vedere più che altro con il profilo di rischio che si è deciso Certo. di scegliere. Quindi se ho scelto un profilo di rischio
dove prevalgono gli strumenti azionari, avrò dei momenti di volatilità più frequenti e più accesi di quelli che riscontro nell'ambito dei mercati obbligazionari. Certo che quest'oggi siamo in una eccezione, perché anche l'obbligazionario sta ballando, diciamo, ma se osservo 30 anni di obbligazionario, ecco, questo fenomeno costituisce comunque un fenomeno atipico, se vogliamo, eccezionale. Tuttavia, ecco, cosa possiamo aggiungere come protezioni ulteriori rispetto a altre forme di risparmio? Quindi lasciamo perdere il tema delle banche, ma ci confrontiamo in generale con altre forme di risparmio che ci possono essere. Ecco, di nuovo, la protezione fiscale, il risparmio fiscale e anche la protezione contrattuale per chi sceglie il fondo pensione negoziale, il fondo pensione di riferimento, di categoria o un fondo come Solidarietà Veneto che è multicategoriale. Ecco, il contributo aziendale può influire molto con i rendimenti bassi adesso che ci sono, l'inflazione alta, i nostri soldi valgono di meno. Il contributo aziendale fino a che quota copre, Stefano? E quante aziende possono offrire? Come faccio io a sapere se la mia azienda può contribuire? Cioè, sui miei soldi danno un contributo anche loro. Come faccio io a saperlo? Beh, allora diciamo, sostanzialmente quasi tutti i contratti collettivi di lavoro prevedono un contributo a carico dell'azienda, normalmente per chi sceglie di aderire ai fondi di previdenza complementare negoziali nazionali o ai fondi territoriali di categoria, multicategoriali meglio, come Solidarietà Veneto. Per cui, non so, il metalmeccanico ha la sua contribuzione a carico dell'azienda, ce l'ha il chimico, ce l'ha l'occhialeria, la moda e quant'altro. Quindi, come fa il lavoratore a informarsi? Beh, anzitutto si può informare presso l'amministrazione della propria azienda, l'ufficio del personale, ma si può informare per quanto riguarda anche gli ambiti in cui Solidarietà Veneto opera o accedendo alla nostra porta informatica, il sito web del fondo dove tutto questo è riportato e scaricando anche dal sito la nota informativa nella quale sono riportati tutti i contratti di lavoro delle varie categorie nelle quali Solidarietà Veneto opera con tutte le contribuzioni previste. Naturalmente si può rivolgere anche al personale del fondo nei vari sportelli informativi e allora lì si può fare anche una simulazione del valore di questo contributo azienda. Tu dicevi prima, Claudio, quanto può valere? Beh, appunto dipende dalla paga e dal contratto. Se sono un metalmeccanico, per esempio, che ha diritto a un 2% a carico dell'azienda sulla retribuzione, la mia retribuzione lorda annua, paga base, intendiamo, è di 25.000 euro, 25.000 euro per 2% sono 500 euro l'anno, quindi come dicevo prima, se una persona si è iscritta una decina d'anni fa, di solo contributo azienda ha messo da parte, ipotesi, 5.000 euro, quindi è una scorta abbastanza consistente. Proviamo a proiettarla nell'arco di una carriera lavorativa e quindi giungiamo a un risultato di un certo rilievo. Quindi queste sono le fonti. Difficile, ormai sono rari i casi in cui la contribuzione sia assente, la possibilità di adesione sia assente. Ad ogni modo il suggerimento che diamo a tutti i lavoratori è di rivolgersi anche ai nostri uffici per qualsiasi tipo di informazione, insomma. Cioè, ma quindi ogni azienda non potrebbe come forma di welfare, diciamo così, singolarmente aumentare? Non lo so, azienda X, io ok, credo nella previdenza complementare perché voglio che i miei lavoratori vadano in pensione con una quota adeguata affinché possano avere, non dico lo stesso tenore di vita del periodo lavorativo, ma insomma si avvicina molto. Ogni azienda può fare questo, direttore? Sì, assolutamente lo può fare, anzi diciamo che Solidarietà Veneto in realtà nasce proprio a partire da iniziative come questa, perché fino agli anni 80, addirittura primi anni 90 del millennio scorso, ecco, del secolo scorso, diverse aziende, soprattutto del settore del legno, nel Trevigiano, ma non solo, iniziarono ad introdurre questi accordi collettivi aziendali con l'applicazione ex novo, diciamo, di un contributo per la previdenza complementare. A tutt'oggi abbiamo ogni tanto qualche caso di questo tipo, soprattutto devo dire su istituti di welfare legati alla previdenza particolari, come per esempio le prestazioni accessorie caso morte in validità permanente. Quindi l'azienda mette uno 0,2 del lordo dei dipendenti, quindi 0,2% per un dipendente come quello che abbiamo descritto prima, che ha un reddito lordo annuo di 25.000 euro, vuol dire una paga netta mensile di circa di 1.400, su per giù. Ecco, 0,2% su 25.000 euro sono circa 50 euro l'anno. Bene, con questo premio, chiamiamolo così, Solidarietà Veneto può alimentare la prestazione accessoria per il caso morte e l'invalidità permanente, che su una figura come questa, tanto per dare un ordine di grandezza, in caso di decesso, tocchiamo ferro, di un quarantenne, la famiglia avrebbe diritto a un'integrazione della propria prestazione superiore, occhio e croce, ai 100.000 euro. Quindi
sì, voglio dire, sono E la somma 50 scende man euro, mano che si va avanti con gli sì, anni, chiaramente. dipende man mano che gli anni Sì. aumentano, e sarebbe più alta se disgraziatamente l'evento nefasto dovesse occorrere, diciamo, nei primi anni di carriera lavorativa. Quindi lì ci sono alcune aziende che per la loro collettività dei dipendenti hanno introdotto questo dispositivo, perché alla fine costa poco e ti dà molto, ecco. Ecco, influisce poco, quindi hai in parte anticipato la domanda che stavo per fare, influisce poco su quello che io verso, in percentuale quanto, diciamo così, mangia, fra virgolette, al mio versamento. Ma in realtà non mangia nulla, nel senso che se è l'azienda che stabilisce per accordo collettivo di aggiungere questa contribuzione, è un elemento di welfare in più, quindi la mia contribuzione rimane inalterata. Poi è chiaro che io potrei farlo per mio conto, e allora in quel caso lì il costo per esempio Paolo Stefan si vuole assicurare perché la sua azienda non lo copre a livello collettivo, lo può fare. Chiaramente lì il premio dipende da due cose: dalla mia età, diciamo che più uno è giovane meno rischia, dunque il premio è molto basso, stiamo parlando proprio di Sì. 5, 10 euro, 20 euro, tanto per dare una copertura in linea con quella anticipata. Dopodiché se c'è una persona che decide di coprirsi per un capitale molto consistente e magari ha anche un'età più elevata, allora anche il premio costerà di più. Ma quello che vorrei sottolineare è che il vantaggio grosso delle prestazioni accessorie è l'accesso collettivo per il tramite del contratto nazionale o per il tramite di un accordo aziendale. Quindi direi molto importante questa linea dal punto di vista contrattuale. Senta direttore, abbiamo aperto con il discorso delle tasse, chiudiamo con questo. Adesso in questi giorni sta arrivando a casa dei contribuenti il 730, piuttosto che chi deve fare il modello unico. Ecco, per chi ha una posizione aperta in Solidarietà Veneto, cosa deve fare? Inviate voi automaticamente la detrazione, viene automaticamente tolto dalla busta paga? Come bisogna fare? Ce lo spiega? Beh, diciamo ci sono due versioni della faccenda. Chi ha, quella che va per la maggiore, diciamo, è quella del dipendente che fa il versamento per il tramite della busta paga. E in questo caso non c'è niente da fare, nel senso Bene. la burocrazia è superata, c'è un automatismo che tramite la busta paga, attraverso la certificazione unica dei redditi, fa arrivare fino alla dichiarazione dei redditi la somma versata al fondo, e di fatto anche il beneficio fiscale è già stato goduto busta paga per busta paga. Quindi noi ci sentiamo sempre di consigliare che eventuali versamenti volontari, ove possibile, vengano canalizzati per il tramite della busta paga per tutta una serie di questioni anche burocratiche. Diversamente, se una persona avesse fatto un versamento tramite bonifico, quindi dopo che il suo reddito è raggiunto nel conto corrente e quindi senza beneficiare del vantaggio fiscale in busta paga, ecco, attivo il bonifico, allora il fondo manda, e ha già mandato ormai un mese e mezzo fa, due, il promemoria attraverso il quale quel lavoratore, quel iscritto, può sottoporre al proprio CAF, al proprio consulente fiscale, l'indicazione necessaria per recuperare in questa dichiarazione dei redditi il beneficio fiscale che il suo gemello, che aveva fatto il versamento per il tramite della busta paga, invece goduto ormai nelle buste paga passate. Quindi ci sono questi due modelli in vita, ecco. Direttore, la regia mi sta facendo segni eloquenti, però vorrei avere l'opportunità, se me lo consente, di fare l'ultima domanda, contando sulla sua capacità di sintesi. Una domanda così: quando ci arrivano le tasse da pagare, tutti quanti diciamo sono troppe, magari forse è vero, però allora per il prossimo anno vorrei aumentare la detrazione per pagare meno tasse. Se sì, posso farlo con la previdenza complementare e fino a che tetto? Beh, assolutamente sì, diciamo che anzi è un appiglio, direi, ancora più fondamentale, dato che il terreno è più secco, possiamo dire così, dal punto di vista dei rendimenti finanziari. Cioè, quando tutto va bene, magari uno si scorda di questa opportunità che viene messa a disposizione dallo Stato, mentre adesso ci accorgiamo che molte persone, soprattutto anche per beneficiare del momento di ribasso dei mercati finanziari, insistono con i versamenti volontari, ricordando che il limite di deducibilità è di 5.164 euro annui, ma ricordando anche che eventuali versamenti che dovessero eccedere questo limite e che quindi saranno tassati in questa fase, vengono completamente esentati in fase di liquidazione finale. Per cui, diciamo, il nostro consiglio è, se possibile, di rimanere nell'ambito dei 5.164 euro. Il nostro consiglio è anche, parlo con quegli iscritti che vogliono togliere il denaro dal conto corrente per i rischi delle banche che tu hai citato prima, che sono cose più che altro irrazionali. Certo.
se si desidera fare un versamento, una previdenza complementare, occorre sempre ricordarsi la finalità, che è previdenziale, e la necessità di sgranarlo nel tempo e di non insistere con cifre importanti in un unico momento. Diversificare anche il momento in cui si investe. Direttore, noi con lei in questo caso abbiamo avuto l'opportunità, e l'avremo anche in futuro, di fare due chiacchiere, però tutti i contribuenti possono avere l'opportunità di collegarsi con i vostri consulenti, no? Anche in questo caso chi vede questo video può scrivere sotto sulle piattaforme, vedete sotto ci sono dei link per delle domande, e voi immagino che darete delle risposte chiaramente a tutti. Direttore, io la ringrazio tantissimo per la disponibilità, è stato molto chiaro come sempre, le do l'appuntamento a presto, auguro un buon lavoro a lei e a tutto lo staff di Solidarietà Veneto. Grazie Claudio, nel salutarvi raccomando non solo di sottoporci le vostre domande per il tramite dei social, ma di venirci a incontrare negli sportelli che fisicamente teniamo nel territorio, e mi rivolgo soprattutto a chi nel fondo pensione ha maturato già una importante anzianità e quindi può vedere assieme al fondo pensione come evolvere il suo investimento in questa fase delicata. Siamo a vostra disposizione e abbiamo anche qualche buona idea, crediamo, da mettervi a disposizione. Grazie direttore. E a presto. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COGIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.